Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qui nel video post partita di Udinese Cagliari, finita con il risultato di 2-1 per l'Udinese. Tra l'altro, giusto per curiosità, adesso volevo vedere se sono stato l'unico, adesso vi faccio vedere, ma cioè io ho avuto proprio un'orgia di notifiche del Cagliari, perché guardate, tutte del gol di Fofana, non so se si vedono, poi sempre il gol di Fofana, tutte queste sono del gol di Fofana, e poi altre due del gol di Fofana, e poi partita finita, partita finita, partita finita, partita finita. Adesso mi è comparso che il Perugia ha vinto con l'Entella, vabbè. Comunque volevo sapere se sono stato solo io ad averle o anche altri hanno avuto tutte queste notifiche del Cagliari. Detto questo, vorrei tanto non parlare della partita, perché partita non c'è stata. Cioè il Cagliari non ha fatto niente. Mi viene in mente giusto un tiro di Nainggolan, il gol, ma a parte quello, se dovessi riassumere la partita, proprio nulla cosmico, ma proprio zero, 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 zero. Comunque, detto questo, non penso che adesso il Cagliari subirà un tracollo verticale. Penso comunque che siamo una squadra che può ambire all'Europa League. L'ho detto dall'inizio, continuo a pensarlo e continuerò a pensarlo, anche se sinceramente io oggi pensavo vincessimo, perché comunque il Cagliari è nettamente superiore all'Udinese, ma l'Udinese oggi ha giocato a differenza nostra, che non abbiamo fatto veramente una minchia. E insensato il cambio di ragazzo per Rog, cioè ci sta l'entrata di ragazzo, ma Rog e Nainggolan effettivamente erano i due migliori, perché togliere uno dei migliori? Diciamo che oltre al danno c'è stata pure la beffa del campo bagnato, e ne abbiamo risentito parecchio, e si è visto tantissimo. Però il campo bagnato ovviamente non può e non deve essere una giustificante, assolutamente, perché abbiamo fatto veramente cagare. Sinceramente, tutta questa rabbia di cui parlava Maran io non l'ho vista, anzi, speravo in uno scatto d'orgoglio perlomeno, almeno quello non c'è stato. Va bene così, dai. Staremo a vedere come si muoverà più o meno la classifica dopo la fine di questo turno. Tra l'altro interminabile turno, perché dovremo aspettare febbraio con Verona-Lazio, Lazio-Verona che è. E vabbè, è andata così. Non mi aspettavo che perdessimo, però se non giochi non puoi pretendere più di tanto. Questo avvalora ancora di più la tesi sul fatto che se in campionato poi andrà male, bisogna puntare ancora di più sulla Coppa Italia. Quindi vediamo a metà gennaio di non far cazzate anche lì. E, ripeto, secondo me questo è un calo fisico che ci sta tranquillamente, perché comunque venivamo da un filotto di 13 partite, 13 risultati utili consecutivi. Perderne due secondo me ci sta. Cioè, mettete comunque a paragone che per adesso abbiamo perso soltanto 4 partite, quindi dai, 4 partite su 16, 16? 17? Eh sì, 17. 4 partite perse su 17 secondo me ci può tranquillamente stare. Niente ragazzi, dai, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!